Abbiamo visto che non è solo la salute respiratoria che ne viene compromessa, ma per esempio ci sono dei dati epidemiologici che correlano l'aumento dell'inquinamento con, per esempio, con l'aumento delle malattie neurodegenerative. Malattie che fino a pochi decenni fa quasi non vedevamo e che ora sono diventate invece purtroppo abbastanza frequenti. Parlano chiaro gli studi epidemiologici, la salute delle persone affette da malattie respiratorie peggiora con l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Non esistono ad oggi se non correlazioni statistico-epidemiologiche o rilevazioni empiriche sull'aumento esponenziale dei casi di asma tra i bambini. Dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi a Treviso è allerta rossa. Sono già in vigore i provvedimenti di limitazione al traffico, ma sull'opportunità di limitare gli spazi aperti durante la ricreazione ai ragazzi il primario dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, il dottor Paolo Lucernoni, si dice contrario. A parte eventi acutissimi di questo tipo, io non sono favorevole a questo tipo di provvedimenti che temo che siano addirittura controproducenti. Non dimentichiamo, tra l'altro, il problema dell'inquinamento indoor, cioè dell'inquinamento dell'area dei microambienti confinati, che certe volte è anch'esso fonte di problemi seri. Serve un piano nazionale. Il vice sindaco con delega all'ambiente Alessandro Manera torna ad insistere sulla necessità di intervenire sul parco caldaie. Continuiamo ad andare a toccare le auto, che però naturalmente si stanno evolvendo verso degli Euro 6 diesel, quindi rischieremo di fare proporzionalmente delle restrizioni su auto che non ci sono più o che vanno a colpire fasce di popolazione molto debole, gli anziani che magari la usano anche pochissimo, quindi inizia a diventare un po' un assurdo. Forse un piano importante obbligando il cambio di caldaie in generale, soprattutto quelle a combustibili pesanti, dal punto di vista del nostro paese sarebbe una cosa importante. Negli ultimi anni, per abbattere CO2, il Comune ha aumentato del 20% il verde pubblico, interventi comunque che sono stati tassati al 22%. Da questo Saranno 22? solo di IVA 800.000 euro, quindi sono 4 milioni e 2, cioè uno fa i conti. Cioè, se noi avessimo da dire, bene, portiamo l'IVA al 5 e quella differenza la usi per mettere ancora più piante, questo per noi è importante.